già aspettato una vita attesa, la vita è cominciata a mangiare. Cari amici, ben ritrovati, torniamo a Vazzola, parte ufficialmente Giugno Vazzolese, eventi del territorio, è qui per voi al primo giorno ufficiale di Sagra. Infatti la settimana scorsa eravamo qui per la festa degli anziani, ma adesso si lavora davvero. Adesso si parte, siamo partiti bene, tanta gente, e ci auguriamo che ci siano tanta gente anche le prossime serate. Tante serate, tante cene a tema, tanta roba da mangiare, tanta roba da bere e da divertirsi. Esatto, infatti partiamo questa sera con una sera a tema, quella del pesce fritto, grazie a Rosa Pesca, che è un'azienda che comunque fa questo da una vita e ci supporta da parecchi anni e ha ottimi prodotti, quindi noi ci affidiamo a loro sia per questa serata sia per la prossima, che sarà il 20, e ci sarà la grigliata di pesce sempre su prenotazione. Le altre serate saranno tutte comunque serate di classica, diciamo, sagra, che non vuol dire solo costicina, salsiccia, costicina, perché comunque noi ci teniamo, e difatti, come hai visto anche tu nelle cucine, abbiamo tutta comunque diciamo una parte griglia che è con legna, quindi non abbiamo la carbonella che dà un gusto diverso al nostro cibo, ma diciamo che si sente proprio il gusto della carne, che diciamo è a chilometro zero, perché abbiamo il nostro macellaio di fiducia che è qua a 200 metri, e quindi siamo abbastanza, diciamo, lavoriamo nel territorio con materiale del territorio e per il territorio soprattutto. Sì, buonasera a tutti. Adesso siamo entrati proprio nel clou, perché diciamo che giugno è il mese caldo, il mese per eccellenza per quanto riguarda le manifestazioni qui a Vazzola, qui nel nostro comune. Abbiamo iniziato lo scorso weekend, abbiamo iniziato, diciamo, sabato sera con il Gran Galà del pattinaggio proprio qui in Parco Rossi, nella pista di pattinaggio, e poi, come dicevi te, con domenica con il pranzo dell'anziano, e adesso questo weekend, il prossimo, e poi la grande conclusione con il 24 giugno con il patrono di San Giovanni, che richiama tanta gente. E poi, oltre appunto alla sagra di San Giovanni, ricordiamo che ci sono le giostre qui nel piazzale dei Bersaglieri, e a seguire il 26, 27 e 28 giugno proprio qua nel Parco Rossi e anche nell'area esterna, nell'area verde esterna al palazzetto, c'è il Summer Sport organizzato dalla Sport for Fun, che sono 3 giorni di sport. E a proposito di sport, ci tengo appunto a ricordare che domenica ci saranno qua in palazzetto ci saranno le fasi finali del campionato italiano di dodgeball, quindi è proprio un periodo, un mese ricco di avvenimenti e di impegni. Già aspettato una vita attesa, la vita è cominciata a mangiare. No, ci vuole, perché se non ci fossero i volontari, non solo la nostra associazione, ma tutte le associazioni del territorio e non riuscirebbero ad andare avanti. Quindi ci mettono il loro tempo, la loro voglia, il loro tempo libero che potrebbero dedicare a qualsiasi altra cosa, andare a divertirsi, invece no, sono qui tante volte dalla mattina alla sera e oltre, e quindi no, ci mettono il cuore, e quindi è un grazie, e soprattutto anche ai ragazzi, diciamo, nuovi, un po' più piccolini, e quindi lì va il grazie anche alle famiglie, perché stanno indirizzando i ragazzi al volontariato, e ci vuole, perché ti dico io da presidente, io sono cresciuta in una Proloco che non è questa, però insomma è sempre qui nel nostro territorio, che è la Proloco di Visnà, quindi quando ero piccolina sono proprio cresciuta lì, e mi sono portata dietro quel bagaglio di volontariato che i miei genitori mi hanno insegnato, quindi è una cosa che sento tanto mia, e l'ho proprio nel cuore.
la vita è cominciata a mangiare. I weekend, i giorni sono tanti, quindi abbiamo iniziato appunto lo scorso weekend, quindi le giornate sono tante, le serate sono tante per stare insieme, per passare un paio d'ore in allegria tutti insieme, perché questo fa comunità e ci tengo a ringraziare la Proloco in primis e tutte le associazioni che sono il motore del nostro comune, perché se non ci fossero il paese appunto ha bisogno di queste associazioni, di queste iniziative per far vivere il paese e per far uscire la gente dalle case per trovarsi, come appunto domenica scorsa con gli anziani, e qui appunto qui a Vazzola abbiamo eventi per tutte le età, quindi non c'è da annoiarsi. Folla che in fondo io sono compito, non potendo mostrare all'adulto. Ormai il primo weekend sta andando, il servizio andrà in onda alla fine del weekend presumibilmente, quindi diamo appuntamento per i prossimi weekend a tutti i telespettatori, venite a Vazzola, Valentina e il suo gruppo vi aspettano. Certo, andiamo avanti fino al 24 con i fuochi e con tante novità e serate. Quindi noi ti ringraziamo, ringrazio da parte nostra che tutti i tantissimi volontari che dietro di te hanno quella capacità di attrarre gente e in maniera anche cordiale, perché li abbiamo visti poc'anzi, sono gentilissimi fuori di tutte le maniere ed è giusto così, però anche la gente apprezza queste cose qua. Quindi un grosso ringraziamento ai nostri volontari e grazie a te Luigi per essere sempre presente. ma noi siamo volentieri presenti per il territorio, per promuovere il territorio, anzi per aiutare le Proloco a promuovere il territorio, perché i veri protagonisti sono loro. Noi vi aspettiamo, intanto il bambino gioca qui sotto le telecamere, noi vi aspettiamo alla prossima puntata di Vita del Territorio, qui fino al 24 giugno a Vazzola vi aspetta Giulio Vazzolese, Valentina, Daniele e tutto il suo gruppo di fans scatenatissimi.